Malta Nations for Christ Ministries International. We welcome you this morning. We have a special guest, Evangelist Nausicaa Della Valle from Italy. She's a mighty woman of God. She's a mighty testimony. You can read and watch her testimony in other links on YouTube. Together, she's going to speak to us today with my dear precious son, Matthew. You greet them and welcome them in the name of Jesus. Thank you so much. God bless you. Amen. Volevo dire I wanted to say, che ieri chi c'era? who was here yesterday? C'era qualcuno ieri. There were a c'è few qualcuno. people. Quindi sapete il contenuto del libro, magari So you know the content of the book. per quelli che non c'erano, For those giusto who per weren't here. chiudere, questo libro contiene, oltre la mia testimonianza nel dettaglio sin dal grembo di mia madre, Apart from my detailed testimony from the time I was in my mother's womb, all'interno ci sono altre 6 testimonianze there are other 6 testimonies inside the book. di ex gay, Ex-gay, ex lesbiche, former lesbian, ex bisessuali. former bisexual. Ci sono storie di abusi, There are stories of abuse, di bulimia, of bulimia, anoressia, anorexia, di stupri. of molestation. All'interno ci sono approfondimenti There are details inside sulla ferita del rifiuto, on the rejection wound, sull'abbandono, abandonment, sulla mancanza di perdono, the lack of forgiveness, guarigione dell'anima. healing of the soul. Ci sono consigli a genitori che There- hanno figli omosessuali, There is counsel for parents who have children who are homosexual. quindi può essere anche un buonissimo regalo, oltre per gli omosessuali, anche per i genitori che So devono it can be leggere. a very good gift not just for LGBT strugglers but also for the parents. E anche consigli a ragazzi, a amici che hanno amici omosessuali, And also counsel for people who have friends who are LGBT. perché tante volte l'amico cristiano Because sometimes the Christian friend non sa come approcciarsi con un omosessuale doesn't know how to approach a homosexual. e quindi ci sono delle indicazioni. So there are indications. L'elemento sicuramente principale è l'amore, non si The- sbaglia uno con l'amore. Yeah, the main principle is love. We never fail with love. Infatti ho concluso con una lettera d'amore verso gli omosessuali proprio nel libro, In my book, I concluded with a love letter to homosexuals per portarlo all'amore di Cristo. to bring them to the love of Christ. Quindi può essere, io ho visto per esempio in New Jersey, In New Jersey, il pastore Benjamin Valentine, this pastor, Benjamin Valentine, lui fa il culto la mattina alle 9 in spagnolo he does a Monday morning service in Spanish, e alle 11 in inglese. and at 11 it's in English. Ha preso una parte di questi libri in spagnolo e una parte perché il mio libro è, So he took one part of my book in Spanish, perché il mio libro è in spagnolo, in italiano, in inglese, in albanese e in tedesco. Spanish, Italian, English, Albanian, and German. Those are the languages in my book. Perché è uno strumento It's an instrument che aiuta la Chiesa, oltre agli omosessuali, that helps the church, not just the homosexuals, a prendersi cura degli omosessuali. to take good care of homosexuals. La Chiesa non può essere ignorante, The church cannot afford to be ignorant perché l'omosessuale ha bisogno di aiuto come tutti gli altri. because the homosexual needs help just like everybody else. E la frase "io non ho vissuto l'omosessualità, non so cosa dire", And the sentence, I have not lived homosexuality out, so I can't really speak up. davanti a Dio significa io mi rifiuto, no? Di Before- essere un tuo strumento. Before God, this technically means, Per Lord, I loro. refuse to be your instrument in this area. Ma Dio è meraviglioso perché tira fuori noi, altri come noi, But God is marvelous because He brings out people like us in other places da questa condizione out of this condition. e attraverso le testimonianze, And through the testimonies, attraverso libri che ci fa fare, through the books that God has us do, attraverso dirette televisive the live streams on television, e testimonianze su YouTube e social, and YouTube testimonies and on social media, diamo la possibilità di
anzi ci dà Dio attraverso di noi la possibilità di parlare agli omosessuali, God gives us the possibility to speak to di homosexuals, parlare alle famiglie, to speak into families, ma soprattutto di parlare alla Chiesa, but most of all to speak to the church. perché non possiamo solo noi parlare agli omosessuali. Because it can't just be us speaking to homosexuals. Poi c'è bisogno della Chiesa che se ne prende cura. The church needs to be able to take good care. E allora sicuramente tanti verranno con la gioia perché sanno di essere amati e accolti. So there will be many who will come in joy because they will know that they will be welcomed. E sicuramente aiutati. And definitely they will be helped. Quindi stavo dicendo del Benjamin Valentine, del pastore, So speaking about Pastor Benjamin e Valentine, lui mi ha scritto mesi fa he wrote to me a few months ago. e mi ha detto, dice Nausicaa, io ho preso una parte di libri in inglese, una in spagnolo, He said to me, Nausicaa, I have taken a few of your English books and a few of your Spanish books, e con il tuo libro sto insegnando alla leadership. and I am teaching my leadership using your book. E questo mi fa piangere And this makes me cry perché in America stanno avanti, c'è niente da fare. because in America, Stanno avanti, they are ahead of us. cioè vanno prima di noi, Yes, they go ahead of us perché si programmano e prendono ogni strumento possibile per poter essere pronti per essere usati da Dio verso le anime. they would use any instrument to be ready and prepared to be used by God. Ora chiudo questo argomento I'm just going to conclude this argument. e come ha anticipato, perché qua siamo alle 11:43, dobbiamo calcolare un attimo, Since we need to calculate because it's already 11:45. perché ieri insomma predicato un'ora e mezza e poi ministrato non si sa fino alle 2 che è mezza non si sa, quindi Because dobbiamo yesterday I stringere. preached for 1 hour and a half and we ministered for quite a while. Però quello che è importante è che io penso che o avete carta e penna oppure sul cellulare prendete appunti su questo perché serve a tutti. If Ma you have tutti, pen and paper or if you have your phone, be ready to take some notes today. perché ieri, come giustamente ha detto il pastore, ci sono state tante liberazioni Because yesterday, as the pastor was saying, there was a lot of e tante deliverance. manifestazioni ancora And- che devono terminare di essere liberate. A lot of manifestations as well. Some people need to finish their deliverance. Tante volte quando ci sono diritti legali che si danno a Sometimes- Satana, When there are legal rights that are given to Satan, soprattutto i capi, le potestà, i principati, especially to the principalities and dominions and powers, fanno resistenza a uscire. they resist coming out. Allora noi dobbiamo decidere di essere, di consentire a Dio di essere liberi, di We need to liberarci, scusa, decide to be willing to be free before God con la rinuncia by renouncing e camminando veramente in integrità. and walking truly in integrity. Molte persone, per la gloria di Dio, Many people, unto the glory of God, vedendo molti video miei che sono sui social seeing many of my videos that are on social media di liberazione, di guarigione, of deliverance and healing, in tante chiese dove sono andata, in many churches where I've been, hanno capito che dovevano essere liberati e oppressi perché tante persone dicevano che era soltanto depressione o un po' il carattere strano. they have understood that they needed to be free because of their personality or sometimes their strange character. Oppure magari perché gli hanno dato farmaci, psicofarmaci, Or sometimes because they were given psychopharmaceuticals, ma la loro condizione non è mai cambiata. but their condition never actually changed. Quando hanno visto le liberazioni When they have seen this deliverance e hanno visto la gloria di Dio sulle persone, and they have seen the glory of God upon people, perché quello che noi vediamo quando c'è una manifestazione because what we see when there is a manifestation è che in quel momento quelle oppressioni demoniache in that moment, those demonic oppressions non resistono più alla presenza dello Spirito Santo do not resist anymore the presence of the Holy Spirit. e il demone deve andare via perché vede l'unzione And the demon must leave because he sees the anointing del Santo.
of the Holy One. Quindi una persona è liberata, ma in quel momento stiamo vedendo la gloria di Dio su quella persona. So that moment, that person is free, but we're seeing the glory of God upon that person. Quindi non c'è neanche da vergognarsi. Perché vi dico questo? So there's nothing to be embarrassed about. È peggio quando invece ti vergogni It's worse when you actually feel embarrassed. e per la paura te lo riporti a casa quel demone. And because of fear, you bring that demon with you at home. Ci fa un esempio già nella Bibbia Gesù. There is a biblical example to this. La prima liberazione che ha fatto The first deliverance that Jesus l'ha fatta performed, dentro una sinagoga. he did it in a synagogue. E era un credente It was a believer, so che to si è speak, manifestato was manifesting, e Gesù dà il pulpito. and Jesus gives the pulpit. Non è che l'ha preso e l'ha portato dentro una stanza, From the pulpit, it's not like Jesus took him aside, ma la gloria di Dio l'ha manifestata davanti a tutti but the glory of God was manifested before the whole e ha detto congregation. lascialo. And he said, let him go. E la Bibbia dice in Marco 1, In Mark 1, the Bible says, il demone straziatolo urlando uscì da lui. the demon shouting and screaming left him. Quindi una delle manifestazioni, alcune delle manifestazioni, quando riconoscete che in quel momento il demone sta lasciando la persona, Some of the manifestations, when you recognize that a demon is leaving a person, è quando urlano, is when they shout, è quando schiumano. La when they schiuma. vomit. Schiuma, non da mangiare, ok? Perché le persone pensano che vomitano da mangiare un panino, no, è schiuma. So they don't vomit because they've eaten something weird. They're vomiting because Ok? of deliverance. Tossiscono, Coughing, sbadigliano, quella è altra Yawning. manifestazione che stanno uscendo, sudano, another manifestation that they're coming out, insomma, sweating. insomma, ci sono varie, quindi non vergognatevi, ma dovete dire grazie Signore perché sta uscendo, You don't se need ne to be sta andando, embarrassed, but ok? rather give glory to God because it's leaving you. Perché tante volte c'è questa fortezza che uno pensa, oddio sono cristiano, mi sto manifestando. Because sometimes people think this way. They're like, oh my gosh, I'm a Christian and I'm manifesting. Ma Gesù ci ha fatto vedere che proprio dentro una sinagoga ha iniziato le liberazioni lui. But Jesus helped us to see this in the Bible, that it started from a synagogue. Se la Chiesa per la vergogna non è libera, If the church, because of embarrassment, is not free, come fa a manifestare la potenza di Dio? how is it going to manifest the power of God out there? Come fa Dio a muoversi attraverso di noi? How is God going to move through us? Se noi per la paura del giudizio If because of the fear of judgment, ci teniamo i demoni e ce li riportiamo a casa. we keep the demons to ourselves and bring them back home with us. Gloria a Dio che in questa Chiesa si muove il soprannaturale. Glory to God that in this E ci church sono the supernatural liberazioni is moving. e There is guarigioni. deliverance taking place. Ma ci sono delle chiese purtroppo But there are churches, however, dove addirittura non parlano neanche in lingue. where they barely speak in tongues. E il parlare in lingue è la manifestazione della potenza, del riempimento di potenza And dello Spirito speaking Santo. in tongues is the overflow of the power of the Holy Spirit. Infatti Gesù ha detto ai discepoli, restate a Gerusalemme Jesus said to the disciples, stay in Jerusalem fino a quando lo Spirito Santo non scenderà con potenza su di voi. until the Holy Spirit comes upon you with power. E la prima manifestazione è stato il parlare in nuove lingue. And the first manifestation was speaking in tongues. E poi li mandò 2 a 2 a annunciare la buona novella And then he sent them 2 by 2 to preach the good news con i miracoli che la accompagnano, segni, miracoli, prodigi. with accompanying signs, wonders, miracles. E questo vale per tutti noi, And this is for all of us. perché questi sono i segni per coloro che credono. These are the signs that follow all those who believe. Ma dobbiamo essere liberi. But we must be free. Lo Spirito Santo non si può muovere dentro un corpo dove ci sono altri abitanti, The Holy Spirit cannot move through a body that has other inhabitants. ma dobbiamo decidere We must decide di essere liberi, to be free, di permettere al Signore di liberarci. to allow God to free us. E tante volte un ostacolo è la mancanza di perdono. And many times the obstacle is the unforgiveness. Quando noi non perdoniamo, When we do not forgive, diamo diritto legale a Satana we give Satan legal right di resistere to e resist non uscire.
and not come out. Satana è il male assoluto, Satan is the absolute evil. non conosce l'amore, He doesn't know love. non conosce il perdono. He doesn't know forgiveness. Quando noi amiamo, When we love, quando noi perdoniamo, when we forgive, lui perde potere. he loses power. Ci conviene? Anche perché apparteniamo a colui che è l'amore We belong to him who is love. e dobbiamo mostrare amore And we must demonstrate love perché l'amore di Dio è nel nostro cuore. because the love of God is in our hearts. Un'altra cosa, lo Spirito Santo è dentro di noi? Another thing, the Holy Spirit, is he inside of us? Dove dimora? Where does he dwell? Nel nostro cuore. In our Lo hearts. Spirito Santo è lo spirito di The Holy Spirit is the spirit of e Gesù. Dio, Gesù. God, Jesus. Se lo Spirito Santo dimora nel nostro If cuore, the Holy Spirit dwells in our hearts, anche Dio e Gesù dimorano nel nostro cuore. even God and Jesus Non dwell è che lo in our dobbiamo hearts. cercare da qualche parte. It's not that we have to look out for him somewhere else. E quando noi preghiamo, And when we pray, non dobbiamo pensare che qualcun altro magari è più bravo di noi per pregare e Dio ascolta le sue preghiere. Ce l'abbiamo dentro di noi. we can't be thinking about some powerful person out there. We have this love inside of us. Credilo. Believe him. Devi avere una relazione con You il have to have a Signore. relationship with the Lord. H24 è con noi. H24 giorno e notte è con noi. So 24/7 he is with us. Ok. Quindi lui dice che lo Spirito Santo, quindi lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù, dimora in noi, è in noi, è con noi. The e su Spirit di of noi. Christ is with us. He dwells inside of us. Ok? Questo ci deve far riflettere This can make us reflect che non possiamo sentirci soli. that we can't be feeling alone. Perché un figlio di Dio, un cristiano che si sente solo, c'è qualche problema. If a child of God feels alone, there must be a problem somewhere. Perché abbiamo Padre, Figlio, Spirito Because Santo we have Father, Son, Holy Spirit, e una schiera di angeli and a attorno a host noi. of angels accompanying us. Quindi solitudine non ce ne deve essere. So loneliness, it shouldn't be there. Ora, Now, molte persone proprio per i video che hanno visto mi chiedono liberazioni sui social. because of videos that I put up that people are watching, they ask me for prayer for deliverance. Nausicaa, sono oppresso, mi puoi liberare? Nausicaa, I'm oppressed. Can you set me free? Ora, è molto importante quello che adesso diciamo, Now, what I'm going to say now is very important. perché la liberazione, Because deliverance, come anche la guarigione, even as healing, è il 5%. is only 5%. Il 95% 95% è il rinnovamento della mente. is about the renewal of your mind. Se noi non rinnoviamo la nostra mente con la parola di Dio, If we do not renew our minds through the Word of God, parliamo come prima, we speak like before, pensiamo come prima, we think like our past, ci comportiamo come prima we behave like before, e richiamiamo tutti i demoni. and we call upon those demons again. E la Bibbia dice And the Bible says, che quando un demone lascia la casa, cioè il corpo di una persona, when the demon leaves the house, the body of a person, gira nei luoghi aridi they go around through arid places per trovare riposo. looking for rest. Ma dice: But it says, fammi andare a vedere nella casa dove stavo, what about the house that I was in? per vedere come sta la I want situazione. to see what the situation is looking like. Se quando ritorna dalla persona If it comes back to the person l'avete spazzata e adorna, dice la Bibbia, and it finds the Vuota. place empty and clean perché non è ripiena di Spirito Santo, because it's not filled with the Holy Spirit, non è ripiena della parola di Dio, that person is not filled with the Word of God, non cammina in santità, not walking in sanctification, non è obbediente a Dio e alle autorità, not obedient to God or the established authorities. pensa che adesso mi hanno liberato, faccio quello che mi pare. Oh, now I'm free, now I can do whatever I want. Quel demone That demon
chiama altri 7 demoni calls other 7 spirits, più forti di lui, dice la Bibbia, even stronger than it, e ritorna nella persona, comes back to the person, e la condizione della and persona the condition of that person diventa peggiore della precedente. becomes worse than the former situation. Quindi non si scherza. So this is not a joke. Però However, nel momento che noi siamo liberati, siamo stati liberati, the moment when we have been delivered, se davvero manteniamo questa liberazione if we truly maintain this freedom con alcuni principi, with using some principles, il diavolo, dice la Bibbia, gira attorno a noi come un leone ruggente, the demon tries to surround us like a roaring lion, pronto per sbranarci e ucciderci. ready to destroy us, to kill us. Ma Dio dice: But God says, sottomettetevi a Dio, submit yourselves to God, resistete al diavolo resist the devil, e il diavolo fuggirà and da Satan voi. will flee. Amen. Quindi la fortezza che il diavolo ti tormenterà a vita perché sei un cristiano è una menzogna. The fact that, this idea that Satan's gonna come after you because you've been free, that's a lie. Dipende da noi, It depends upon us. perché se lui non mangia più su di noi, Because if he's not eating from us per anymore, poter vivere su questa terra to be able to continue living on this earth, deve trovare un altro corpo. he has to be looking out for another body. Il diavolo ha paura Satan is fearful, non se tu cadi e pecchi ogni tanto, not if you fall sometimes è che se entri nel proposito di Dio. into sin, but if you enter the purpose of God. Perché quando tu entri nella perfetta volontà di Dio che ha stabilito prima che tu nascessi, Because if you enter into the purpose of God that he has established before you were born, tu sei blindato. Blindato. you are blended, Blended. hugged, Perché Protected. Thank you. protected. Sei nella perfetta volontà di Dio you're in the perfect will of God, e Satana non può entrare. and Satan cannot enter. Ok? Ma per stare nella perfetta volontà di Dio But to be in God's perfect will, dobbiamo applicare dei principi we need to apply some che principles. adesso vi chiedo di scriverveli, And I'm going to ask che you to vale write them sia per down. voi Because quando siete liberati These apply to you when you're free, e sia quando voi andate a liberare gli altri e and it dovete, also applies to when you are going to go out to see other people delivered. consigliare come fare. Allora, You need to 10 be able to counsel them as well. punti per mantenere la liberazione. 10 points about how to maintain your deliverance. Allora, dobbiamo essere spiritualmente vigili, ok, agli attacchi di Satana. Ecco perché dobbiamo conoscere. We must be aware of Satan's attacks, so we must know and learn. Non dobbiamo essere ignoranti. We cannot be ignorant. Allora, Matteo 12, 43, 45. Matthew 12, verses 43 to 45. Vediamo un attimo. C'è la Bibbia? Let us find them. 1 second. 1 second. Aspetta che la cerco anch'io. Bibbia online. Abbiamo detto Matteo? Matthew. Ok, l'ho trovato. Allora, translation. Matteo 12 dal 43 al 45. Perfetto. Matthew 12. Allora, se ce l'avete la Bibbia, prendetela e dice If you have the Bible, pick it up, and that's what it says here, verse 45. che Matthew vi 12. serve questo, vi serve per voi e per gli altri quando l'aiutate. Quando lo spirito immondo, che faccio? Lo leggo prima e poi lo leggi in inglese? Ok. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Infatti, questo traducimi un attimo. When an No, unclean traducimi un attimo adesso quello che dico. I demoni The demons sono spiriti dannati are damned spirits. che cercano riposo nei corpi. They look for rest in bodies. Cioè loro devono per forza, per vivere su questa terra, To live on this earth,
nutrirsi attraverso. They Esatto. must feed off of. Ecco perché i demoni sono attaccati alle ferite dell'anima, They must feed off of us. That's why they're attracted to Alle the wounds malattie. of the soul. perché They're attracted to sickness. più noi rafforziamo quella malattia, quel dolore, quella rabbia, The more we reinforce that pain, the more we reinforce that sickness, più si nutre il demone. the demon is feeding off of that. Ma li dobbiamo far morire di fame, But we must starve them to death. ok? Amen. Allora, facciamo una cosa, e tanto c'è un italiano solo, tu sai l'inglese immagino. Ok, vai direttamente a leggere in inglese, è inutile che lo faccia in italiano. Okay, verse accorciamo i 43. tempi. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came, and when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Ok? L'abbiamo detto prima. Allora, la prima chiave per essere liberi. The first key for deliverance, 1. 1, Gesù deve essere il Signore della nostra vita. Jesus must be the Lord over our lives. Amen. Dobbiamo consegnare ogni singola cosa a Gesù. We must surrender every single thing to Jesus. Altrimenti quello che non gli abbiamo affidato Otherwise, the thing that we haven't given God to sarà nelle mani del nemico. will be in the hands of our enemy. Secondo punto. Second point, Dobbiamo essere costantemente we must constantly be ripieni filled dello Spirito Santo, with the Holy Spirit, pregando praying senza stancarci. without getting tired. Dobbiamo chiedere la pienezza dello Spirito We Santo must ask for the fullness of the Spirit of God. pregando in lingue. Even speaking in praying in tongues. Poi, terzo punto, Point 3, leggere e studiare la parola di Dio tutti i giorni. reading and studying the Word of God every day. Fare questo Doing this riempie le aree che sono state liberate, lasciate da questi demoni. Leggere continuamente la parola di Dio riempie le aree che sono state svuotate da quei demoni. it fills the areas that have been left empty by those demons. Amen. Se non riempiamo queste aree, If we do not fill these areas leggendo e studiando quindi la parola di Dio, by reading and studying the Word of God, come abbiamo detto prima, as we said before, il demone trova la casa vuota the demon will find the place empty e ritornerà con i rinforzi. and will return with power and with assistance. Quarto punto, Point quarta number chiave. 4, Resistere ad ogni pensiero cattivo resisting every bad and evil thought che il nemico manda alla nostra mente. that the enemy sends to our minds. Ricordiamoci sempre che il diavolo è il numero 1 della bugia, Let us remember that Satan is the father of lies. è il padre della menzogna. He's number 1 when it comes to lies. Quindi lui ti suggerisce sempre il contrario di quello che ti dice Dio. He suggests the opposite of what God is saying all the time. Se Dio ti dice che tu hai vinto in ogni area della tua vita perché Cristo è in te è il vincitore, If God says to you that you have won in every area because Christ is the victor in you, lui ti suggerisce ma tanto non ce la farai, ma tanto non lo vedi che sei un fallimento, Satan will suggest, oh, I don't think you're going to make it. Oh, you are a failure. tanto fai il cristiano ma ricadi, Oh, you're just faking being a Christian. tanto Dio ti manderà all'inferno, Anyway, God is just going to send you to hell. oppure tanto non ti ama nessuno. Oh, anyway, nobody loves you. E invece il Signore dice, anche se tua madre e tuo padre ti dovessero abbandonare, But God says, even if your mother and your father were to forsake you, io non ti abbandonerò mai. I will never forsake you. Sei
un diamante per me, dice il Signore. You are a diamond, a jewel for me, says the Lord. Sei la pupilla del mio occhio. You're the pupil of my own E eye. se ci mette qualcuno il dito, And if somebody points their finger l'ira inside, di Dio si scatena. and every similar thing will just fall before God. Quindi il nostro papà Our Father è il nostro protettore, is our protector. è il nostro provveditore, He's our provider. è il nostro liberatore, He's the one who sets us è il free. nostro guaritore. He is our healer. Ci dice prospererete in ogni area della vostra vita, He says to us that we will prosper in every area of our lives, come prospera l'anima vostra. even as our soul Quindi prospers. quest'anima deve prosperare This soul has to prosper. e prospera quando conosci la parola di Dio, And it does prosper when it comes to know the Word of God. perché mettendola in pratica Putting it into practice, il diavolo non ha più dove prendere. Satan Ok? has nowhere to cling to. Quindi la mente è il campo di battaglia del nemico. So we're in the battlefield against the enemy. Our minds. Quindi dove accade ogni cosa. Where anything can happen. E il diavolo si diverte a tormentarci. And Satan gets entertained through tormenting us. Tu quando lui parla When he speaks con le sue bugie, with his lies, tu dichiara la parola di Dio. you declare the word of God. Parlala. You speak it out. Ma la devi conoscere però. But you have to come to know it first. Perché nel momento che lui ti dice la menzogna, tu c'hai subito la parola. Because the moment he lies, you instantly have the word of God as a weapon. Se il diavolo ti dice tanto io ti distruggerò, If Satan says, anyway, I'm going to finish you off, tu rispondi, you respond. io I, come figlio di Dio as a child of God, ho l'autorità I have the authority nel nome di Gesù Cristo in the name of Jesus di Christ calpestare serpenti e scorpioni to trample upon serpents and scorpions e tutta la potenza del nemico and all the power of the enemy. e nulla mi And farà del male. nothing will hurt me. E l'unica cosa che il diavolo deve conoscere The only thing that the devil needs to know è il numero delle nostre scarpe, is the number of our shoes, perché sta sotto i nostri piedi, because he's under our feet. ok? Ma veramente, But truly, perché noi nello spirito because us in our spirit, siamo seduti we are seated nei luoghi in celesti heavenly places con Cristo with Christ alla destra del Padre. at the right hand of the Father. Quindi le cose le dobbiamo guardare dall'alto verso il basso. So those things we need to look at from up downwards. E noi quando prendiamo un aereo, And when we take a flight, le case come le vediamo sotto? we look at the houses and they're so tiny. Se stiamo giù le vediamo grandi. If we're at the bottom, we look at them, they're huge. Ogni problema lo dobbiamo guardare dall'alto, Every problem we need to look at from on high, perché è stato già vinto because it's already been da won colui che vive dentro di noi. by him who lives inside of us. Quindi ecco perché l'Apostolo Paolo diceva That's why Apostle Paul said in Filippesi 4:4 in Philippians 4 verse 4, rallegratevi rejoice quando verrete a trovarvi svariate prove. when you go through various trials. Dice e ripeto, rallegratevi. He repeats that. He says, rejoice. Perché? Why? Perché il Signore ci ha fatto una promessa tra Because le the tante Lord promesse. promised us among many promises. Non ci sarà mai una prova più grande There will never be a greater trial di quella che non possiamo superare. than one that we cannot overcome. E ci dà la chiave anche per uscirne. He always gives us the key to escape. Quindi vuol dire che ogni prova è già vinta Every trial has already been conquered. se tu la consegni a Gesù. If you surrender it to Christ, Perché se la vuoi sistemare tu carnalmente, because if you try to work it out in the flesh, noi facciamo solo danni. we only cause damage. Gesù, tu hai già vinto questa causa. Jesus, you have already won this case. Io te la consegno. I
give it to you. Tu sei il mio avvocato presso il Padre. You are my lawyer before God, Tu sei il mio guaritore, il mio ribelatore, my healer, my deliverer, il mio salvatore. my savior. Il Signore ci ha dato il libero arbitrio. Jesus has given us. Cosa significa? What does this mean? Che non ci costringe a fare le cose, He doesn't compel us to do things. ci invita a farle He invites us to do per il that nostro meglio. for our own benefit. Proprio perché ci ha lasciato il libero arbitrio, Because he has given us free will, quando noi diciamo Gesù ti consegno questo, hai autorità su di me per farlo, per intervenire, when we say Jesus, I surrender this to you, you have authority to work. immediatamente lo fa. He immediately does it. Immediatamente lo fa. Instantly he does it. Perché tutto è stato già fatto nell'eternità, Because everything has already been done in eternity. 24 anni fa, 2024 years ago. e lo dobbiamo prenderlo e portarlo nell'eterno presente. And what we do is we bring it into eternity present. Se lo credi, lo ricevi. If you believe it, you will receive it. Il Signore dice, quando tu preghi, The Lord says, when you pray, credi già di averlo ricevuto believe that you have already received e it, lo riceverai. and you will receive it. Non è la preghiera, Signore, spero che mi hai ascoltato. It's not the prayer that says, Lord, I hope that you have heard me. Speriamo che succede, io ho pregato. I hope that it happens. Have prayed already. Questa non è fede. That is not faith. Signore, tu l'hai fatto. Lord, you have done it. Io lo dichiaro. I declare it. Lo credo. I believe it. E attendo And I receive con fiducia with trust perché tutto è compiuto. because all is done. E come figlio di Dio, And as a child of God, legale, legally, ho autorità I have authority nel chiedere in asking e nel pretendere and in obtaining ciò che tu hai conquistato per me. that which you have Perché ne ho di acquired for diritto. me. You Di have right. diritto. Right. Ci sono persone che non chiedono al Signore come per dire, ma sai, non volevo chiedere per questa cosa. Some people are very reluctant. They're just like, I'm not sure. Like, I'm just asking for this little thing. Il Signore dice, chiedi e ti sarà dato. Ask and it will be given to you, says the Lord. Il regno dei cieli The kingdom of the heavens è per i violenti is for the violent che se ne impadroniscono. that literally they grab it Ok? forcefully. Cambiamo la mentalità. Let us change our mindset. Andiamo avanti con i punti. Eravamo al punto We were at point 4. 4. Allora andiamo al 5. Let's go to 5. Facciamo del perdono uno stile di vita. Let us make forgiveness a lifestyle. Se vieni offeso, If you get offended, perdona e benedici la persona you forgive and you bless that person che ti ha fatto del male, che ti ha causato who has hurt you, that has caused you something, un'offesa. some offense. Altrimenti se non perdonate, se non perdoniamo, che Otherwise, if you do not forgive, non possiamo essere perdonati dal Padre. we cannot be forgiven by our Father. Ci hanno insegnato da sempre la preghiera del Padre nostro. Our Father prayer has always taught this to La us. conosciamo tutti, no? We all know it. Bene. Però ce l'hanno insegnata spesso Many times they taught it this way. e la trovate in Matteo 6 dal verso 9 fino al verso 15. It's in Matthew 6, verses 9 to 15. Ce l'hanno insegnata fino al verso 13. They taught this to us until verse 13. Ma non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ma ci sono due versi che la chiudono, la But there are two concludono. verses that sometimes are excluded. 14 e 15 dice: And 14 and 15 says this. se tu perdoni le colpe agli uomini, If you forgive people's sins, anche il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. even your heavenly Father will forgive your own. Ma se tu non perdoni le colpe agli uomini, But if you do not forgive people's sins, anche il Padre vostro non perdonerà a voi le even vostre your colpe. heavenly Father will not forgive your own. Questo che vuol dire? What does this mean? Non che Dio non ci perdona, It's not that God doesn't forgive us, perché Gesù è venuto e ha caricato tutti i nostri peccati
per perdonarci e darci la salvezza. Because Jesus has come to bring forgiveness and to free us from that state. È che quando noi non perdoniamo, And when we do not forgive, siamo in una posizione di ribellione davanti a Dio we are in a position of rebellion before e God. quindi non consentiamo a Dio So if we don't surrender to God, di rilasciare le benedizioni, favore e grazia e il perdono. we're not receiving grace and forgiveness and blessing. Siamo noi che lo blocchiamo. We are the ones to block him out. Lui non può benedirci, non può perdonarci perché non glielo consentiamo. He can't bless Okay. us if we don't surrender these things to him. Allora, segnatevi Matteo 6 dal 24 al 25. Matthew 6 verses 44 to 45. Le vuoi leggere? Lo trovi tu direttamente? Okay. Matteo 6 dal 24 e 25 versi. All right. Matthew 6 verses 24 to 25. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Hai letto fino? 25. Perfetto. Matthew 6, verses 24 to 25, yes. Ok. Allora, andiamo avanti. Punto 6, chiave 6. Okay, key number 6. Let's go forward. E questo l'ha detto anche il pastore prima, l'apostolo. The apostles mentioned this before. Avere le amicizie giuste. You must have the right friendships. Allontaniamoci dalle persone che ci influenzano negativamente Stay away from people who influence you negatively, e ci allontanano dal Signore. and they are far from God. Okay, they draw us away from God, Portandoci alla tentazione. and they lead us into temptation. Ovviamente quando dici se in casa c'hai uno che pratica la stregoneria è inevitabile però, perché So lì if you live with somebody who's practicing witchcraft, that's stai another nel campo story. del nemico. You are literally in the devil's playground there. Ecco perché dobbiamo noi riempirci di luce e di potenza, That's why we need to fill ourselves with light and with power, perché è la nostra presenza because our presence che deve cambiare l'atmosfera, is what needs to shift the atmosphere, non il contrario. not the opposite. Comprendete? Do you understand? Perché se un fratello o una sorella di qualcuno che pratica stregoneria o altre cose Because if you're the brother or the sister of somebody who's practicing ha avuto witchcraft la liberazione ma non si riempie, and you have received deliverance but you're not getting filled with the Spirit, l'esercito dei demoni ce l'ha in casa. the exercise of demons is in your house. E quella persona, pur essendo cristiana, And that person, although she's continua a Christian, essere tormentata. is continuing to be tormented. Poi, settima chiave, Key number 7. sviluppare una vita di preghiera giornaliera. Develop a life of daily prayer. Avere una comunione profonda con il Signore Have a deep communion and fellowship with the Lord fa che riusciamo a vedere la sua grazia so that you begin to see His grace e le sue and benedizioni His blessings e non cadere in tentazione. and not falling into temptation. Esistono 3 nemici: There are 3 enemies that exist. l'orgoglio, 1, pride. il timore e la mancanza di perseveranza. Il timore e la mancanza di perseveranza. The lack of perseverance and fear. Allora, l'orgoglio è quando dici, vabbè, ma adesso ho capito tutto, Pride is when you say, oh, well, now I've understood everything. so quello che devo fare, non ti I preoccupare. know what I need to do. Don't worry about that. Quindi non ascolti neanche i consigli delle autorità. You're not listening to the authorities when they counsel you. Quindi l'orgoglio
ho tutto sotto controllo, ma non cadrò mai, ho capito. Pride says, I've got it all under control. I won't fall. I've understood it. Il timore di Dio The fear of God è reverenza, is reverence, rispetto. respect. Quando tu hai questo timore verso Dio, non paura, perché non è paura, When you have this reverential fear towards God, it's not fear, it's reverence. non riesci a peccare. You cannot be able to sin. Perché solo l'idea di non sentire la sua presenza, This idea of not sensing His presence, perché quando cadi, quando pecchi, subito non senti più la sua presenza, no? because when you fall, in that moment, when you fall into sin, you're not really sensing God's presence the same way. Questo timore ti fa camminare in rettitudine, in fedeltà, integrità. This fear towards God causes you to walk in submission to Him, in reverence. Una persona orgogliosa A proud person mette se stessa al primo posto, puts himself or herself at the first place. non mette Dio al primo posto They don't put God first e crede, insomma, di saper far meglio. and genuinely thinks of being able to know better. E la parola di Dio ci dice che l'orgoglio precede la caduta. And the Word of God says that pride precedes a fall. Infatti vediamo Proverbi 16:18. Proverbs 16, verse 8. 18, sorry. Thank you. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. La mancanza di perseveranza The lack of perseverance, ci immobilizza it immobilizes us e non ci permette di terminare ciò che abbiamo iniziato. and does not allow us to finish what we've started. Quindi secca la nostra fede So it dries up our faith, e diamo vantaggio al nemico. and we do give advantage to our enemy. Ottava chiave: Point number 8. indossare l'armatura di Dio. We must wear the full armor of God. L'armatura di Dio è una potente arma spirituale It's a powerful spiritual weapon che Dio stesso ci ha lasciato in eredità. that God has given us as an inheritance. Adesso la leggiamo, sta in Efesini 6, Now we're going to read it through. It's in Ephesians chapter 6:11 6, se non sbaglio, e in verse poi. 11, if I'm not mistaken. Prima che la leggiamo, quando, e questo è importantissimo, Now this is very important. che prima che scendete dal vostro letto, Before you come off your bed, cominciate a vestirvi spiritualmente. begin to spiritually wear this armor. Se voi vi andate a fare la doccia appena vi svegliate, If the first thing you do when you wake up is go and have a shower, poi nudi vi mettete davanti all'armadio and then you just go before your wardrobe, e aspettate che i vestiti vi saltano addosso, and you expect that the clothes are just going to come upon you like that. cominciamo a vestirci. No, you begin to put your clothes on. A meno che non esci nudo fuori. And Ok? I mean, it would be great if you wouldn't have already gone out. Essendo noi esseri spirituali, l'abbiamo detto ieri in Since primis, we are spiritual beings, we said it yesterday, dobbiamo indossare l'armatura we must put spirituale. on the spiritual armor. Quindi, come tu mangi per nutrire la carne, Just devi as- mangiare per Just- nutrire lo spirito. Just as you eat to feed your own body, you must also feed yourself spiritually. Come ti vesti nella carne, Just as you put clothes on for your ti devi physical vestire body, nello spirito. you must put on your spiritual clothes. Ora, tutti i pezzi dell'armatura che andiamo a vedere, Now, all these pieces of armor that we're going to look at, non dovete prendere la Bibbia così e li dite senza senso. it's not about reciting these pieces of armor from the Bible without understanding. Dovete visualizzare l'armatura. You must visualize the armor. Quando dite indosso la cintura della verità, When you say, I'm going to put on this, the belt of truth, chi è la verità? who is the truth? Quindi Cristo è la verità.
La Christ verità, is the truth. quindi cammino nella verità, So therefore I walk in truth, per la verità, for the truth, con la verità, with the truth, attraverso la verità. through the truth. Ok? Quindi non ti mette la cintura e poi appena vai fuori una persona ti dice una cosa: senti, ti voglio invitare a casa mia stasera. No, guarda, mi hanno invitato a un'altra, invece non è vero, è una bugia. So, there's the situation where people put on the belt of truth and then they have a conversation out there and somebody's inviting them to go home and they're like, no, I'm sorry, I can't. And even that is a lie. It's not even true. Cioè, muoviamoci nella verità. We Ti must ringrazio, move ma in truth. mi sento stanca, non me va. Thank you so much, but I'm tired and it's not good for me. Cioè, impariamo a muoverci con la verità. We must learn to be truthful. Io tante volte ho parlato con anche dei genitori, no, che hanno bambini piccoli, Sometimes I speak to parents who have young, small Cristiani. children who are Christian, che ho visto una scena dentro casa and they have seen like this scene at home, e penso che questo l'abbiamo vissuto un po' tutti, and I think we all, to some extent, have lived this out. che c'è un bambino piccolo, There's a small child, la mamma è in casa, mom is at home, squilla il telefono and the phone is ringing. e la mamma dice: The mother says, di che non ci sono. Just say that I'm not here. E il bambino che ti vede: And the child who's looking at you, mamma non c'è. mommy is not at home. Tu You gli hai consentito di mentire. have kind of blessed this lie. Poi non ti arrabbiare dopo se dice bugie. And then you have no right to complain if your child is Gliel'hai lying. insegnato tu. You were the one to teach him to lie. Vedete, tante volte facciamo delle cose You know, sometimes we do E non this ci to rendiamo ourselves conto, no? and we're not even understanding what we're doing. Quindi, adesso lo dico un attimo così, poi dopo Matthew ve lo legge. I'm gonna read this afterwards. Quindi dicevo, la cintura della verità, ok? So the belt of truth, right? Indossiamo la corazza della giustizia. We put on the breastplate of righteousness. Noi siamo giusti davanti a Dio We are righteous before God e davanti al diavolo and before the devil. grazie al sacrificio, Through the sacrifice, all'amore grandissimo the great love che il nostro Signore ha avuto per noi, that our Lord has had for us. perché morendo alla croce, Because dying on the cross quindi carico dei nostri peccati, and having gotten rid of our sins, malattie, infermità, sicknesses, maledizioni, and curses, lui ha annullato, dice la Bibbia, the Bible says he has annulled il documento ostile the hostile document che ci condannava alla morte eterna. that condemned us to eternal death. Quindi ci ha fatto giustizia. So he has brought righteousness. Ecco perché la parola di Dio dice: il giusto, chi è giusto? That's why the word of God says the just. Due persone Who sono is just? giuste? Who is just? If that's you, Chi è giusto qui who is dentro? just in here? No, perché sei bravo, Not because you're good, perché siamo stati giustificati because da we have been Gesù. justified through Jesus Christ. Tutti siamo giusti, We all are righteous, non perché siamo bravi noi not because o we ce lo are meritiamo, good ma or because we perché deserve it. Gesù ci ha fatto giustizia. It's because Jesus brought justice. Ecco perché la parola di Dio dice: That's why the word of God il says giusto, the just. chi è il giusto? Who is the just? Vivrà per fede, Shall live by faith, non per quello che vede, not by what ma by per, sight, ma per quello che crede. by what they believe. Allora, se tu ti vedi malato, So if you become sick, non guardare quella condizione ora, not look at that condition now. ma credi che sei stato guarito Believe that you have been e healed ricevi quella and receive guarigione. that healing. Il giusto vive per The fede, just lives non per by quello faith, che not by vede. sight. Ok, quindi non camminiamo per visione, perché il nemico te lo fa vedere. We Ti fa don't vedere, walk by sight because Satan causes you to see that. ti fa vedere magari che non hai il lavoro adesso. He causes you to focus on the fact that you Quindi don't have work right now. non hai economia. You don't have finances. Ma il Signore ci dice che tu sei prospero in ogni cosa. But God says that you prosper in all things. Dio dice: io sono il Dio dell'oro e dell'argento God says that I am God over silver and gold. e sono tuo padre. I am your father. E ci dice: non ti affannare di cosa mangiare e cosa vestire.
And he says, do not worry about what to eat or drink or wear. Io conosco i tuoi bisogni. I know your Io needs. provvedo per te. I provide for you. Ma se non lo credi, But if you do not believe it, non lo ricevi. you will not receive it. Se pensi che tu ti devi dare da fare il doppio, If you think you have to work double hard perché Dio non provvede per te, because God does not provide tu for hai you, dato retta a Satana, you have given right to Satan, che ti dice who says to you che tu devi dipendere da te stesso. that you have to depend upon yourself. Perché Satana, Because Satan, sin dall'origine, from the beginning, ha trasmesso all'uomo he transmitted to man l'indipendenza independence e l'autosufficienza, and self-sufficiency, dicendo tu puoi bastare a te stesso, ce la fai da solo. saying, well, you can make it by yourself. E quando eravamo nel mondo sicuramente ci siamo anche vantati di questo, fatto tutto io. And when we were in the world, we used to boast of this, saying, I have done all this by myself. Nessuno mi ha aiutato. Nobody helped me. Ma siccome noi siamo fatte a immagine e somiglianza di Dio, But since we have been created in the image of God, dipendiamo da Lui. we must depend upon Him. Vi faccio un esempio elementare ma di effetto. I'm going to give you a basic example that is effective. Dio quando ha cominciato a creare tutto ciò che è, When God began to create all that is, ha detto sia la terra He said, a, the earth, a produrre il seme. let the earth produce seed, bring forth seed. Il seme piantato, The planted seed, annaffiato, okay, watered, comincia a crescere la piantina, begins to grow, that plant begins to poi grow. diventa un albero, Then becomes a tree, frutti e foglie. fruits and leaves. La terra The earth è la sorgente dell'albero. is the source of the tree. Se noi strappiamo l'albero dalla terra, If we take the tree out of the earth, cosa succede all'albero? what happens to the tree? Muore. It dies. Dio ha detto, God said, sia il brucolio delle acque. Brucolio, le acque, The waters. brucolio, non lo so, il brucolio delle acque, vabbè, vabbè, siano le acque, a produrre let the waters produce i pesci del mare. the fish of the sea. La sorgente è l'acqua. The source is the water. Se noi tiriamo il pesce fuori dall'acqua, If we take the fish out of the water, cosa succede al pesce? what happens to the fish? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Let us make man in our image. Chi è la sorgente? Who is the source? Se stiamo lontani da lui, If we are away moriamo from him, we wither spiritualmente away spiritually e molto presto anche fisicamente. and soon Con even malattie. physically. Capiamo? Allora il diavolo, sapendo questo, And Satan, knowing this, dice tu non hai bisogno di Dio, puoi he farcela da says, solo. you don't need God, you can make it by yourself. E ha separato l'uomo da Dio. And he has separated man from God. Capiamo quanto è importante la relazione, riconciliarci con il nostro papà, How con il nostro important it is to be creatore. reconciled to our Father. E lui stesso dice, siete di nulla mancanti. He says to us that we do not lack any good thing. Il Salmo 23 cosa dice? What does Psalm 23 say? Il Signore è il mio pastore The Lord is my e shepherd. nulla mi I shall not manca. lack any good thing. Tu mi fai riposare You cause me to rest in verdeggianti pascoli. in green pastures. Mi guidi lungo le acque calme You lead me beside still e mi waters. ristori l'anima. You restore my soul. Quand'anche dice, It quando says, when mi dovessi trovare nella valle della I morte, walk through the valley of the shadow of death, tu sarai con me. you will be with me. Nulla mi accadrà. Nothing Il will I tuo lack. bastone e la tua verga, cioè la tua parola e la tua presenza Your word, your presence, e lo Spirito Santo, and quindi the l'unzione, Holy Spirit, His mi anointing, tireranno fuori will bring out. e tu mi apparecchi la tavola And you prepare before me a table davanti ai miei nemici. in the presence of my enemies. Cioè,
mentre io mangio e mi riposo, So when I'm resting, while I'm resting and I'm eating, Dio combatte per noi. God is fighting for me Siccome ha già vinto nella battaglia, because He has already won la in this vittoria è battle. già nostra. The victory is already ours. Capiamo quanto è grande l'eredità. Do we understand how great Però this se non inheritance is? conosci la parola di Dio e ti riempi, tutto questo non lo vivi. But if you do not know the word of God, you do not live all of this. Poi, tornando ancora velocissimamente all'armatura, Now, going back quickly to the armor. quindi abbiamo la corazza della giustizia, siamo giusti davanti a Dio, davanti al diavolo, quindi il diavolo non ti può accusare più. So, having Siamo the giustificati da Cristo. Having the breastplate of righteousness, Okay. now we are righteous before God and before the devil. He cannot accuse us. Poi dice indossate i calzari del Vangelo. And then he says, put on the shoes, the gospel of peace. Quindi voi fisicamente, dice io indosso i calzari del Vangelo. So you say, I put on the shoes of the gospel of peace. Conquisto territori. I acquire territory. Mandami, Signore, Send me, Lord, in tutti i luoghi, in every place, con coraggio, with boldness, con franchezza, with sincerity, con saggezza, with wisdom, con amore, in love, annunciando la verità del Vangelo, preaching the truth of the gospel, per strappare anime al nemico. to snatch E per portarle souls alla from salvezza. Satan and bring them into salvation. Poi, guarda, è importante questo, alzate lo scudo della fede It also says, take up the shield of faith, per respingere i dardi infuocati del nemico. by which you can extinguish the darts of the evil one. E io qui, quando la indosso, ci aggiungo anche questo. And when I put this on, I also add this. I command. I command Io comando nel nome di Gesù in the Cristo name of Jesus Christ che ogni attacco e contrattacco del nemico, that every counterattack of the enemy, ogni attacco di stregoneria, every witchcraft attempt, ogni attacco di invidia, every attack of jealousy, ogni maledizione, every curse, ogni preghiera contraria alla tua volontà, any prayer that is going against your will, la dichiaro inoperante I declare it ineffective sulla mia vita, upon my life, sulla vita della mia the famiglia life of my family, e sulla vita delle mie autorità. and the life of those who are in È authority over importante me. fare questo, It's important to do this. ok? Poi impugnate la spada dello Spirito, And then you point that sword of the Spirit, che è la parola di Dio, that is the word of God. con quella, quando noi parliamo, So, because when we speak out con la potenza dello Spirito Santo, by the power of the Holy arriviamo Spirit, dritta al cuore delle persone we go straight into the heart of the person per portarle a pentimento e ravvedimento. to bring them into repentance and awakening. E poi indossiamo l'elmo della salvezza And then we put on the helmet of salvation per proteggere la nostra mente, to protect our minds, le orecchie, our ears. quindi dobbiamo stare attenti a quello che sentiamo, So we must be careful in terms of what we hear, dobbiamo stare attenti a quello che vediamo careful in terms of what we e see dobbiamo stare pure attenti a come parliamo, and what we speak. perché la Bibbia dice, The Bible says la bocca parla the mouth di cosa è speaks pieno il cuore. out of the abundance of our hearts. Più noi la riempiamo The delle more we cose fill it giuste, with good things, d'amore, with love, e più parliamo così. the more we speak in this manner. Se la tua mente è piena di, che ne so, di calcio, di pallone, If your mind is filled with football, parli sempre di calcio. you always talk about football. Se ti riempi la mente sempre di pornografia, If you fill your mind with pornography, c'hai un linguaggio malizioso e perverso. you have a perverse language. Se tu non perdoni, If you do not forgive, sei sempre arrabbiato e parli male delle persone. you always speak bad against people. Capite quanto è importante rinnovare la mente? Do you understand how important it is to renew your Ok? mind? Adesso al volissimo magari leggilo in inglese Efesini e poi andiamo agli ultimi due punti e chiudiamo. Okay, quickly you're going to read Ephesians 6. We go to the last 2 points and we conclude. Efesini 6:11. Okay, Ephesians 6:11 it says, "Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil."
E leggilo tutto Okay. quanto. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. 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 Nono punto, nona chiave. Ninth key, È molto importante, eh? really important. Dobbiamo radunarci nella casa di Dio. Cioè dovete venire in chiesa. We must gather in the house of God. Dovete venire in chiesa. You must come to the house of God. Frequentare le riunioni in casa, non so se le fate. Yes, whether you do Okay. home groups, I don't know. Quindi frequentare gli incontri in chiesa, You must come to the gatherings of the church perché questo ci dà forza per contrattare gli attacchi del nemico. because this gives us power to counteract the devil. Il corpo, quando è unito, When the body is united, è una squadra compatta, it is a compact team. il diavolo non può attaccare. Satan cannot attack. Lui attacca quando c'è divisione He attacks when there is division. e quando c'è divisione poi ti isola. And when there is division, then he just isolates E you. quando sei attaccato, And when you are attacked, tu rimani a casa, you stay at home. non ti va di venire in chiesa, You don't fellowship in church. non ti va di pregare You don't feel like praying. e non ti va neanche di ascoltare la parola di Dio. And you don't really feel like listening to E the word sei of God. nella rete di Satana. And you are in the devil's playground. Il corpo serve proprio per dire mi sento così, vado in chiesa The body serves you even if you feel that way. You go to church e chiedo aiuto alla mia famiglia and spirituale. you ask help from your spiritual family. Ok? E qui è in Ebrei 10:25. In Hebrews chapter 10, sorry. Vediamo un po'. Ebrei 10:25 dice: non abbandonate la nostra vita. Sì, infatti, vedi. Okay. Hebrews 10 verse 25. It is written, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ok? Ultimo punto, anzi no, penultimo. No, ultimo, 10. Okay, 10. point number 10. This is the last point. Crocifiggere la carne tutti i giorni. Every day you crucify the flesh. Quindi crocifiggere i desideri carnali You crucify earthly desires. e il vecchio uomo, cioè la vecchia natura. The old man, that old nature. La carne deve essere sottomessa The flesh has to be under submission e portata alla croce del Calvario. and brought to Ogni Calvary giorno. every day. Ogni giorno. Every day. Ok? Avete preso appunti? Alcuni sì, altri no. Have Altri you già lo taken sanno. notes? Some have, some haven't. Se non passate ve li do. Ok? Perché Otherwise, you share them. è importante che voi mettiate in pratica come noi mettiamo in pratica e allora sì che vi muoverete con potenza. It's Allora important to sì, put this into practice so we move in power. tante persone non fanno liberazioni perché hanno paura, Many people don't practice deliverance because they're afraid, perché ho anche sentito questo, because I che even mi hanno heard this, detto, and they've told it to me. che se un demone esce da quella persona poi sale dentro un altro. Because if the demon leaves that person, No, se tu liberi, poi quello si libera, il demone esce e viene a te. oh, okay, so if a demon leaves a person, they think that it's going to go to the people that surround that person in that room. Vedete le menzogne di Satana? So Con do you questo see tu the c'hai lies of paura. Satan? Se tu sei integro, If you are walking in integrity se tu pratichi tutti i 10 punti, and you practice all 10 points, li metti in pratica, you practice them, cammini in fedeltà e integrità, you walk faithfully,
nessuno può entrare. Nobody, nothing can come Perché in. il Signore, e lo ripeto, in Luca 10:19, Because in Luke 10, verse io vi ho 19, dato l'autorità di calpestare serpenti e I scorpioni have given you authority to trample upon e serpents and tutta la scorpions potenza del and nemico. all the power of the enemy. Quanta? How much? All. Tutta la All. potenza del All the nemico. power of the enemy. E nulla vi farà del male. Nothing will hurt you. Amen? Amen! Alleluia! Questo è, bravo tu. Un applauso a Matthew! Eravamo nell'inganno, ma la verità ci ha reso liberi. We were deceived, but the truth has set us free. Amen, amen, amen. Ok, allora, pastore, preciso un'ora. Sì. Ok, la camera è quella. Benissimo. Allora, innanzitutto, se ci state seguendo So if you are following us e non avete ancora nel vostro cuore realmente and in your heart you haven't really Gesù come vostro Signore e Salvatore, have given your lives to Jesus as Lord and Savior, o magari l'avete ricevuto, avete fatto la preghiera di salvezza, or ecco, maybe you pray the prayer of salvation, ma così distrattamente, but in distraction, e quindi non siete convinti you're not convinced che Gesù è veramente nel vostro cuore, that Jesus is truly in your heart, che lo Spirito Santo è davvero dimora in voi. that the Holy Spirit truly dwells in you. Chi è in sala, venga avanti, la rifacciamo da capo, insieme. Who is in this house, they can come forward Da and voi we da do casa it la together. fate insieme a noi. But if you're at home, you can do it together with us here. Chi vuole, vieni. Whoever wants to give their lives to Jesus, come La facciamo forward insieme, here. la facciamo Let's insieme. do this together. If you've Amen, never amen. surrendered Dio ti your life to benedica. Jesus, Dio ti benedica grandemente. God Dio bless ti you benedica. Amen. Amen. Alleluia. Sì, però magari rinnovano, no? Perché proprio quando uno poi non è convinto, allora, solo loro due? Voi tutto a posto? everyone else is okay, in good order. Ok. Allora, facciamo insieme. Okay, let's do this together. Chiudete gli occhi, Close your eyes. il rapporto è voi e Gesù. Okay, you're connecting to Jesus right now. La Bibbia dice in Romani 10, The Bible says in Romans dal 10, verso 9 e 10, verses 9 to 10, se noi confessiamo con la nostra bocca if we confess with our mouth che Gesù Cristo è il nostro Signore, that unico Jesus is Signore, our unique Lord, e crediamo nel nostro cuore and call upon Him che in Dio in l'ha our hearts, risuscitato dai morti, and believe that Jesus raised Him from the dead, saremo salvati. we shall be saved. Allora ripetete con me: So repeat with me. Signore Gesù, Lord Jesus, io vengo davanti a te I come right before you. e credo I believe che tu sei morto al posto mio, that you died in my place. che è inchiodato sulla croce. You were Non te lo crucified permette? for me. Vieni qua tesoro. Vieni qua tesoro. Vieni qua, amore. Vieni qua tesoro. Dammi la mano. Ok, ripeti Give con me me. your hand. Signore Gesù, io vengo davanti a te I come before you. Permettile di parlare. Permettile di parlare nel nome di Gesù Let Cristo. Him speak Ok? in Jesus' name. Io vengo davanti a te. I come before you. Tu parli italiano? No, parla tu. Com'è? Okay. It's okay. Che lingua? Maltese? Sì, lui sta dicendo che sente qualcosa su di me. Lo so, appunto, non gli sta permettendo Tough. di It's riceverlo, modest, ecco perché. Traduce lui, ascolta lui. Ok? No, ascolta. Io vengo davanti a te, Gesù. I come before you, Lord, Dillo. E credo and I believe che tu sei morto al posto mio, that you died for me, che è inchiodato sulla croce. that you were crucified for me. Tu
tutti i miei peccati, all my sins, tutte le malattie all my sickness che hanno colpito il mio corpo, that hurt my body, tutte le infermità all my infirmities, e le ferite del mio cuore. and the wounds of my heart. Io credo I believe nel mio cuore in my heart che Dio that God ti ha risuscitato dai morti has raised me from the dead. il terzo giorno On the third day, He was raised per donarmi la tua giustizia, to give me righteousness, per donarmi la vita eterna. to give me eternal life. Io sono un peccatore. I am a sinner. Perdona i miei peccati. Forgive me my sins. Salva la mia anima. Save my soul. Entra nel mio cuore Enter into my heart e cambia la mia storia. and change my story. Io credo questo nel mio cuore I believe this in my heart. e ottengo la tua giustizia I obtain your righteousness. e ottengo la vita eterna. I obtain eternal life. Grazie. Grazie Gesù, Thank you, Jesus. perché mi hai perdonato Thank you that I am forgiven e mi hai salvato. and you saved me. Ti dono la mia vita I give you my life e ti prometto and I promise you, di darti per sempre tutta la gloria, always I will give you glory, tutto l'onore all the honor e tutta la lode. and all the worship. Liberami, Free me, guidami, guide me, guariscimi heal me, e usami use me secondo la tua volontà. according to your will. Amen. 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 Oh, amen. L'hai fatta anche tu o ti sei distratto? No, lui ha guardato. Come? Hai guardato? Did you do it as well or were you distracted? L'hai fatta? L'hai ripetuta? O hai guardato solo? 100 volte. Non è convinto ancora. Che ha detto? Tu sei convinto di essere un figlio di Dio? Inti convint li inti ibn Allah? Sei convinto? Yes. E perché sei venuto avanti? Għaliex ġejt qoddim? Għax dija salvazzjoni. Pensi di non essere salvato? Pensi di non essere Inti salvato? taħseb li m'intix salvat? Ah, non sente? Allora sei venuto per quello. Għalxiex ġejt qoddim? Għandek xi bżonn partikolari?